Oggi nell'ambito dell'iniziativa dell'Open Day ti presento la mia storia, un momento importante dove sono stati premiati anche i ragazzi meritevoli dell'anno scorso. Sì, un momento importante in cui oggi apriamo le porte al territorio per fare conoscere quello che è il modo di vivere all'interno della nostra scuola. Quest'anno premiamo una serie di iniziative che di fatto riguardano gli studenti più meritevoli del precedente anno scolastico, in una serie di iniziative che sono legate ai progetti contenuti all'interno del nostro PTOF, dal progetto Benessere al progetto Liberamente, a valorizzazione proprio del merito. E il titolo che noi abbiamo scelto, Valorizzare il merito, ti presento il mio capolavoro, proprio è espressione di quanto intendiamo fare attraverso questa mattinata. Valorizzare significa per noi mettere in risalto i nostri studenti, i loro talenti, e il capolavoro al di là della prova oggettiva è ciò che meglio li rappresenta, perché rappresenta il superamento spesso di limiti che credono di avere e che la scuola in questo senso può aiutare a superare, perché affermino e costruiscano un serio progetto futuro. I ragazzi come hanno risposto all'iniziativa? I ragazzi sono estremamente contenti, ciò che ci distingue al territorio, ed è questo anche il motivo per cui abbiamo voluto inserire questa manifestazione all'interno dell'Open Day, è proprio quel senso di appartenenza. Quando noi diciamo noi siamo lo Sciascia, significa proprio che noi viviamo questo clima sereno relazionale con i docenti e accompagniamo i nostri studenti anche in una fase piuttosto complessa quale può essere a volte l'adolescenza, perché riescano ad affermarsi, a comprendere il valore della scelta e a comprendere come in ciascuno di loro ci siano dei talenti che a volte basta soltanto scoprire. Ricordiamo che ci sarà un ulteriore appuntamento dell'Open Day in vista della prossima chiusura della scuola, ecco, ricordiamolo. Di fatto noi abbiamo le porte aperte tutta la settimana fino al 10 febbraio, per cui le famiglie che desiderano entrare a far parte di questa grande squadra dell'ITET Leonardo Sciascia potranno venire tutte le mattine per visitare i laboratori che saranno sempre pieni dai nostri studenti nello svolgimento delle normali attività didattiche, e troveranno anche il personale di segreteria pronto a guidarli nella compilazione della domanda di iscrizione. Ricordiamo quando sarà l'altro appuntamento? Il prossimo appuntamento sarà il 7 febbraio.